sì, anche perché comunque è argomento oggi di dibattito nazionale e volenti o nolenti sarà quantomeno incardinata in Consiglio dei Ministri, se ne parlerà, e l'autonomia significa dare una risposta a 2.328.000 veneti che hanno votato il 22 ottobre 2017 perché questa comunità diventi autonoma. Un paese che guarda il futuro diventa federale e abbandona il centralismo. La macchina è una macchina complessa, il percorso è assolutamente un percorso non lineare, ma dovremmo anche faticare, immagino, in molte fasi. L'importante è che entri in Consiglio dei Ministri e che si decida, dopodiché ci arrangiamo noi a rianimarla. È una partita che ci entusiasma, abbiamo un bel dossier, abbiamo un bel comitato scientifico di standing internazionale, andiamo a misurarci con la volontà di chi ha voluto fare le robe fatte bene, abbiamo accettato le osservazioni, le abbiamo fatte diventare esecutive e direi che è positivo. Non riguarda assolutamente il vino, non riguarda il vigneto, ma è un paesaggio che viene valorizzato, viene reso patrimonio dell'umanità in modo tale che il mondo intero lo possa visitare, lo possa vedere e possa avere la garanzia che resterà così.